Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera vogliamo tornare ancora su un discorso avuto un mese fa, delle ricostruzioni in bocca. C'è tornato a trovare dalla Moldavia il dottor Palmas, con cui, se ben vi ricordate, abbiamo già introdotto il discorso delle ricostruzioni estreme del nostro cavo orale, e stasera continuiamo su quella che è la falsariga dell'altra volta. Insomma, ci ha aperto anche un mondo, diciamo, molto affascinante, quasi futuristico, se vogliamo, in qualche modo. Ecco, io do assolutamente il benvenuto ancora al dottor Palmas. Benvenuto, Grazie a bentornato voi con per noi. l'invito e buonasera agli spettatori. Ecco, dottor Palmas, continuiamo un po' il discorso che abbiamo già introdotto la scorsa volta, quindi parlando proprio delle ricostruzioni estreme, ma soprattutto col concetto che abbiamo sottolineato di iperspecializzazione, che insomma è una cosa importante anche, se vogliamo, non solo nel campo dell'odontoiatria, ma in tutte le specialità mediche. Ecco, parliamo invece di chi ha perso totalmente i denti. Cosa purtroppo anche abbastanza frequente, ahimè, nella popolazione, visto anche, insomma, l'allungarsi della media di vita. Ecco, quali soluzioni abbiamo in questo caso? Quando un paziente ha perduto completamente i denti, ha perduto anche le radici, abbiamo visto un mese fa pure che perde l'osso e quindi si ritrova una condizione di menomazione sia nella funzione che nell'estetica, che anche nella fonazione, non riesce più a parlare come un tempo. Quindi quello che noi dobbiamo fare dopo la chirurgia, aver ricreato i presupposti per andare avanti con la riabilitazione della bocca, e creare delle protesi ortopediche, delle simulazioni dei tessuti perduti, che simulino non soltanto l'estetica, ma anche la funzione masticatoria, che possano dare la possibilità al paziente di nuovo di alimentarsi e anche la fonetica, poter parlare in maniera corretta. La bocca infatti si definisce l'apparato masticatorio come un organo masticatorio, non abbiamo i denti solo per sorridere e mangiare, ma adempiono a diverse funzioni. Quello che noi facciamo è andare a ridare la funzione all'organo masticatorio di modo che possa espletare gran parte, se non tutte le funzioni normali di una dentatura sana. Esistono pazienti che hanno perduto parte della dentatura e pazienti che hanno perduto tutta la dentatura. Noi ci occupiamo di quelli che hanno perduto tutta la dentatura e che quindi si ritrovano a dover ricostruire tutto da capo, non a restaurare o andare a fermare una situazione che sta iniziando a peggiorare. Ecco. Ma esistono, se ci sono, poi ovviamente ce lo dirà lei, delle controindicazioni o dei rischi per il paziente in questo caso? Più che delle controindicazioni, diciamo che bisogna andare a selezionare il tipo di protesi a seconda del paziente che ci troviamo davanti. I denti fissi, per esempio, non possono essere posizionati su tutte le tipologie di pazienti. I denti fissi sono delle protesi ortopediche che vengono messe in un ambiente carico di batteri che danno per presupposto che il paziente sia in grado di andare a pulire. Provate a pensare se a un paziente gli mancano le mani. Capite che mettere delle protesi fisse, avvitate su impianti, hanno una durata veramente breve se il paziente poi non è in grado di mantenerle, igienizzarle. Provate a pensare a un paziente allettato, un paziente in stadio avanzato magari di SLA, oppure un paziente che ha delle sindromi, un paziente che ha dei problemi, per esempio che può cadere all'improvviso, che può avere degli attacchi epilettici, si possono rompere le protesi, si può soffocare. Ci sono delle indicazioni dove si possono fare alcuni lavori, degli altri dove è meglio fare degli altri tipi di lavori, quindi sta lì alla esperienza dell'equipe andare a capire cosa fare nelle varie situazioni. Ecco, una domanda, come si dice in gergo, nasce anche spontanea, sembra banale, ma è ovvio chiederselo, insomma. Ecco, ma se si decidesse invece di non riposizionarli i denti, a cosa potremmo andare incontro? Se tutto quello che non usi, c'è una regola, lo perdi.
Se non lo usi lo perdi, se non usi le gambe e non inizi la fisioterapia ti atrofizzi i muscoli delle gambe, non ti alzi più dalla sedia a rotelle o è sempre più difficile. Per questo intervenire con una riabilitazione in tempi diciamo corretti aumenta il successo della terapia stessa, della riabilitazione stessa. Quindi diciamo che più passa il tempo, più le condizioni peggiorano e più aumenta il rischio dell'insuccesso della riabilitazione. Questo è l'unico rischio, più si aspetta e più le cose si complicano. Ecco, abbiamo visto insomma la mancanza, il caso della mancanza di tutti i denti. Ecco, quali sono, se ci sono o meno, vantaggi rispetto tra la protesi fissa e la protesi mobile? Dunque, la protesi fissa è sicuramente meglio da una... Intanto partiamo dalla psicologia. Avere dei denti fissi è quel che si avvicina più alla natura. Noi non abbiamo denti che la sera togliamo e mettiamo nel bicchiere. Quindi dal punto di vista psicologico dà al paziente quella che viene chiamata sposa meglio la terapia anche. Ok, è un paziente che è più contento di quello che sta facendo, ne avrà una grande cura e soprattutto si implica a livello psicologico in quello che è poi quel che deve fare a casa per avere successo la terapia, perché sa che sta andando verso una soluzione che è molto più vicina allo stato ideale di salute che ognuno di noi vorrebbe. La dentiera mobile, i denti che si mettono e si tolgono, parliamo anche di dentiere mobili che vengono incastrate su impianti dentali ma che comunque si tolgono, sono un qualcosa che andavano bene quando gli impianti dentali non esistevano. Voglio dire, la gamba di legno sì, si può sempre mettere, se però possiamo con le staminali e le stampanti 3D ristampare tutti i tessuti del corpo perduti e arrivare a un qualcosa di più, diciamo che ogni paziente dovrebbe mirare a avere il meglio e ogni sistema sanitario dovrebbe puntare a dare il meglio ai propri cittadini. Quello che noi facciamo all'estero è andare più in questa direzione, ovvero nel iperrealismo di quello che noi andiamo a simulare poi nella bocca del paziente. Qua in Moldavia e Romania abbiamo dei costi di produzione che sono ridicoli, non sono bassi, ma ridicoli comparati ai costi di produzione di altre nazioni. Tanto vale a questo punto produrre Lamborghini e non biciclette arrugginite, voglio dire, sempre ci fanno spostare da A a B, però se possiamo avere una Lamborghini con 10.000 euro, io penso che una persona fa volentieri 2 ore d'aereo per andarsela a prendere. Ecco, e per quanto riguarda invece la durata nel tempo, quanto possono durare questo tipo di protesi? Questa è una bella domanda ed è stata la provocazione, la prima provocazione che io ho fatto alla mia equipe. Come possiamo risolvere un problema a un paziente per i prossimi 30 anni? Perché è semplice risolvere un problema a un paziente per un mese o per un anno, ma dobbiamo tenere conto che nella bocca del paziente quelle protesi ci dovranno stare 20 anni, 30 anni ed è un ambiente ostile quello della bocca, perché c'è chi beve, c'è chi fuma, il caffè macchia, il vino macchia, soprattutto bisogna vedere a quello che uno ci deve fare con queste protesi artificiali. Parliamo di batticarne che devono triturare il cibo per 30 anni. I materiali sono tutti materiali che si consumano. Quindi il rischio che si può avere è quello o che i materiali si rompano o si consumano, oppure che i materiali inizino a, come dire, deteriorarsi per via di tutti gli acidi, il pH e i pigmenti che negli anni il paziente assume. Passatemi il termine, scusatemi anzi a sera, ma va detto questo per scolarizzare i malati. Non si sta 20 anni con la stessa biancheria intima. Ok, se si sta 20 anni con la stessa biancheria intima, c'è il rischio che ti vengano le ragadi, le ferite, e se te le tieni ti viene la setticemia, c'è il rischio che ci muori, perché sono protesi queste che vengono in un ambiente batterico, vengono mantenute. Non sempre il paziente riesce a pulire, anche io avrei difficoltà a avere un'ottima igiene di questi corpi estranei, artificiali che vengono messi in una cavità corporea piena di batteri che devono triturare il cibo.
Importante una volta all'anno, ogni 6 mesi, fare il pit stop, il check-up, ogni tot anni, se serve anche svitiamo, buttiamo via le gomme e le rigeneriamo nuove. Non si tengono protesi dentali in bocca per 20 anni. Fate attenzione perché c'è chi è molto soddisfatto dei suoi pazienti che hanno i denti protesici in bocca da 20 anni. Sono bravo perché vedete, questo dente ce l'ha in bocca il paziente da 20 anni, quello sta andando in giro con la biancheria intima da 20 anni. Beh, Purtroppo non è regolamentato ogni quanto vanno cambiate le protesi dentarie. È una domanda che io apro, ho aperto e chiedo anzi agli enti regolatori ogni quanto devono essere sostituite le protesi in questo cavo orale. Credo che sia etico non tenerle a vita in bocca, ma andarle a sostituire, rigenerare e cambiare. Non abbiamo assolutamente. l'auto di 20 anni fa o le scarpe di 20 anni fa o gli abiti di 20 anni fa. Assolutamente un'osservazione ottima perché in effetti, voglio dire, anche perché cambiano le tecnologie, cambiano i materiali, poi su questo problema ci torneremo. Io adesso do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui con noi con Senza Salute perché con il dottor Palmas continueremo a parlare di protesi dentarie. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, questa sera con il dottor Palmas che è collegato dalla Moldavia, stiamo parlando di protesi dentarie, insomma continuiamo in questo viaggio affascinante nella ricostruzione della nostra bocca. Ecco, dottor Palmas, insomma, siamo un po' entrati in questo discorso sul protesi, insomma, sulle riabilitazioni estreme della nostra bocca, come ama definirle lei giustamente. Ecco, per quanto invece riguarda i materiali, quali sono ad oggi, cosa ci mette a disposizione la moderna tecnologia proprio come materiali, come prodotti che, di qualità e anche per la, come abbiamo visto prima, la durata nel tempo? Guardate, su YouTube trovate gratuitamente un film che ho fatto 2 anni fa che si chiama La bocca bionica. Uso questo termine per dare il nome corretto a quello che noi facciamo, ovvero noi andiamo, esseri umani, a simulare quello che la natura fa in 6 anni in maniera perfetta, con materiali perfetti. Vi dico, i denti è meglio non perderli mai, l'investimento migliore che possiate fare come genitori è quello di insegnare la prevenzione ai propri figli, perché la bocca sana ha un valore inestimabile per i rapporti sociali, lavorativi, i soldi che farà un figlio, come si inserirà nel mondo del lavoro, il partner che selezionerà e anche i figli che avrà o che non avrà, se avrà problemi a livello sociale perché inizierà a sviluppare dei gravi problemi. La bocca è il nostro biglietto da visita per tutta la scienza che l'uomo ha potuto sviluppare, che è un patrimonio dell'umanità, le scienze, le acquisizioni scientifiche. Vi dico che oggi siamo ben lontani dal replicare la natura. Siamo più a livello di statue di cera iperrealistiche, ma se metti l'accendino la statua si scioglie. Sì, lo vedi, sembra Elvis Presley, ma è una statua di cera, non è lui in carne e ossa. Significa che i denti che noi andiamo a mettere, a simulare, sono dei materiali artificiali che sono pieni di difetti. Non c'è una dentatura artificiale che sia sensibile al tatto, denti artificiali che sentono il calore. Questa è la natura ci dà denti che sentono e percepiscono un capello tra i denti. Se il paziente capisce questo, che sta facendo un qualcosa di bionico, ok? Quindi spavento con questo termine, guardate, non state mettendo le gambe nuove, ma state mettendo gambe bioniche, capite che dovete averne tanta cura, non ci salti da 3 metri e poi vieni, dottore, mi si sono rotte le gambe, ho saltato da 3 metri, certo, sono artificiali, quelle si sono rotte. Lo stesso i denti, non ci puoi fare con i denti artificiali quello che facevi con i denti naturali, sono delle simulazioni, sono delle protesi che emulano tessuti ormai perduti, che neanche il dentista migliore o l'equipe migliore ti potrà mai ridare. Noi oggi operiamo con titanio, resine, compositi, ceramiche, zirconio, oro, possiamo utilizzare, sono tutti materiali, questi che vi ho elencato,
che normalmente non abbiamo nel nostro corpo umano, sono materiali artificiali. I nostri denti sono fatti di dentina, sono fatti di smalto, cemento radicolare, dentro hanno un nervo che dà sensibilità al calore e al tatto al cervello. Quando noi mastichiamo qualcosa di duro, il cervello lo percepisce e apre subito la bocca, evitando di rompere i denti. Il tatto, il dolore sono essenziali per la nostra esistenza, per preservare l'esistenza. Se ci brucia qualcosa alla gamba, subito la sentiamo, ma se la gamba è di legno, senti l'odore, il fumo, e quando ti accorgi che stai prendendo fuoco è già tardi. Quindi quello che noi dobbiamo tenere a mente è che tutti i materiali che usiamo sono di difetto, non esistono i materiali perfetti. Quello che abbiamo scoperto dopo tutti questi anni è che il miglior modo di simulare i denti è accoppiare materiali che hanno pregi e difetti, mescolandoli tra loro di modo da annullare i difetti dei vari materiali. È un concetto abbastanza semplice da capire. Se io ho un materiale che simula il bianco dei denti, ma è fragile, lo userò per simulare la parte del dente. Se invece ho un materiale flessibile, resistente, lo userò per simulare la radice. E per unire gli impianti che non sono ammortizzati con i denti, userò dei materiali che ammortizzano. Vedete che la soluzione non è mai la semplificazione, la soluzione è la sofisticazione, ovvero le protesi migliori che noi oggi possiamo produrre sono protesi che possono essere replicate, modificate rapidamente col computer, con un click, riprodotte roboticamente e quindi in serie replicate esattamente come il computer ha disegnato. Con un click io posso modificare il libro. Se un minuto farei questo esempio che rende veramente l'idea. Un tempo i libri si scrivevano a mano. Se sbagliavo qualcosa dovevo riniziare da capo a scrivere il libro. Se il libro lo perdevo, dovevo richiamare l'amanuense che l'aveva scritto, però nel frattempo si è dimenticato la storia. E la storia non uscirà uguale, identica. Oggi invece si usa Word. Chi ha il computer e scrive al computer usa un software dove edita, se fa un errore modifica quella parola, ma non deve riniziare da capo. Lo salva quel file, dopo 2 anni lo può stampare identico. Questo è quello che noi oggi facciamo con i denti. Li creiamo col computer e te li possiamo dare su un pennino USB. Tra 20 anni torni da noi, magari saranno usciti nuovi materiali, rifacciamo i denti con la stessa forma, ma di un materiale nuovo che magari non esisteva 20 anni fa. Ecco, molto interessante quello che stavamo dicendo adesso, su cui vorrei soffermarmi un attimo perché insomma è molto affascinante anche in virtù di quella che è stata poi l'innovazione tecnologica degli ultimi anni. Le tecniche proprio che utilizzate per riprodurre la nostra dentatura e la masticazione. È una domanda questa molto interessante perché oggi con il digitale e la rivoluzione industriale che è la 4.0, quella dove internet e i robot insieme permettono di fare delle cose in tempo impensabili a mano, siamo nella situazione di poter replicare esattamente la natura. Significa che noi possiamo andare a creare delle copie identiche della natura. Il miglior modo di creare qualcosa di iperrealistico è fotocopiarlo, fare una fotografia. Un tempo non avevamo la fotografia, si facevano i ritratti a mano. I ritratti a mano non sono iperrealistici. Certo, se sei veramente bravo riesci a rendere l'idea di quello che ti ha ispirato e a renderlo iperrealistico e fedele. Ma il miglior modo di replicare la natura è copiarla. Oggi abbiamo delle tecniche di scansione di denti perfetti che ci permettono di creare delle librerie di denti che possono essere poi copiati su altri pazienti. 2 anni fa abbiamo eseguito quello che era il primo trapianto di denti figlia-madre. La paziente ha perduto tutti i denti, una vita che diceva alla figlia che belli denti che c'hai figlia mia, gli abbiamo detto vieni con tua figlia. Perché? Tu vieni. Venuta abbiamo fatto la scansione dei denti della figlia, roboticamente abbiamo ricreato identici denti della figlia nella bocca della madre. Questo è quello che si può fare oggi. Possiamo o prendere in prestito i denti di qualcuno che ci piace, possiamo pagare qualcuno per scannerizzarli i denti e magari cambiare i nostri denti con i denti di un altro. Possiamo veramente raggiungere i desideri del paziente con questo.
questa tecnologia e soprattutto possiamo stampare 1000, 10.000 volte quei denti e usciranno sempre uguali, non vengono più fatti a mano. Caspita, veramente interessante, cosa che voglio dire fino a poco tempo fa sembrava quasi, mi perdoni il termine, fantascientifico, invece voglio dire oggi al giorno d'oggi, giustamente come diceva lei, è assolutamente realtà. Prima di andare in pausa, di dare la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, volevo però chiederle una cosa. Prima abbiamo parlato di materiali, ma esiste anche un piccolo rischio di rigetto? Assolutamente sì, esiste il rischio di rigetto ed è per questo che è importante andare a lavorare con il computer, di modo che se ci sono degli imprevisti non dobbiamo ripartire da zero, ma ripartiamo da 9, 8. Noi sappiamo che nella nostra pratica quotidiana possono esserci imprevisti, probabilità più che nel Monopoli. Dobbiamo essere pronti, siamo professionisti e abbiamo le soluzioni per i vari imprevisti. Se si rompe un dente, l'abbiamo salvato in cloud, lo possiamo richiamare e mandare nel robot. Magari abbiamo un robot a Milano, il paziente si trova a Milano e si può ristampare semplicemente il dente a Milano. Tenete conto che nell'industria degli oggetti, che viene rivoluzionata, quindi anche dei prodotti manufatti protesici, anche dentali, i problemi legati alle protesi sono dei problemi che sempre meno impattano sul paziente, anche sulle tasche del paziente, perché questa tecnologia significa fare tanto con poco e anche abbattere i costi. Invece i problemi che si possono avere a livello di chirurgia, quelli difficilmente si riesce a tornare indietro alla situazione di partenza, ma lì si può solo andare avanti e fare delle chirurgie secondarie o terziarie fino a raggiungere una situazione buona di partenza, 4, 5, 6 gambe per poi mettere il piano del tavolo. Ecco. Benissimo, io a questo punto do la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con Sei Salute perché col dottor Palmas continueremo a parlare di protesi. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, questa sera con il dottor Palmas stiamo ancora parlando di protesi dentaria e ricostruzioni estreme della bocca. Ecco, dottor Palmas, l'altra volta abbiamo parlato giustamente di equipe multispecialistica fatta da tante figure professionali. Ovviamente uno di tanti aspetti, abbiamo parlato del chirurgo maxillofacciale, dell'anestesista, dell'odontoiatra, del protesista, però c'è anche cosa non indifferente, l'aspetto psicologico e soprattutto la comunicazione col paziente che insomma alla fin fine voglio dire sappiamo benissimo che la collaborazione del paziente è forse il tassello più importante di qualsiasi terapia. Il 95% dei problemi sono sempre su base della comunicazione e se un paziente non capisce quello che dobbiamo fare o ha delle idee tutte sue che poi non sono la realtà di quello che sarà il risultato finale, c'è alta probabilità che non ti piace quello che hai fatto, non lo sposi. E quante volte si va dal parrucchiere, dal barbiere e si esce felici dal barbiere, dal parrucchiere? Poche, poche volte, perché magari ti siedi sulla sedia e manca la comunicazione, non ti metti di fronte allo specchio così a vedere dei modelli, a magari mettere una parrucca, tagliamo prima una parrucca, poi cambiamo, ok, dopo che facciamo una foto, che abbiamo raggiunto un risultato accettabile per me, che devo indossare poi i capelli tagliati tutti i giorni, solo dopo iniziamo a tagliare i capelli veri. La comunicazione non è solo quella verbale, può essere anche visiva, può essere fatta con dei modelli, con delle simulazioni, quindi in maniera visiva e anche cinestesica, andare a toccare i materiali che si devono utilizzare. Vi assicuro che quando un paziente tocca i denti che deve mettere in bocca, solo in quel momento si rende conto esattamente di cosa sta facendo. Non c'è una fotografia, non c'è un disegno, non c'è una spiegazione che renda meglio l'idea che mettere in mano al paziente esattamente i denti che deve mettere in bocca. E questo può valere per i ristoranti. Io ordino un piatto, ho un menù scritto.
oppure c'è un menu fotografico. Se però mi giro dal vicino e vedo il piatto, gli dico al cameriere, guarda, voglio quello. È diverso. A ordinare col menu scritto c'è molta più probabilità di avere sorprese. Noi possiamo fare questo oggi, possiamo andare a mettere parrucche sulla testa del paziente, tagliare i capelli prima ancora di tagliarli su una parrucca, possiamo fare delle simulazioni col computer, nella bocca possiamo fare delle simulazioni e assieme arrivare al risultato definitivo desiderato dal paziente. L'estetica, vi ricordo che è un qualcosa di soggettivo, non devo fare i denti che piacciono a me, devo fare i denti che fanno sentire il paziente a suo agio con i propri cari, col partner, con i figli, con i colleghi e magari i denti che ha sempre desiderato. Ecco, nel chiacchierare prima stava parlando giustamente di un aspetto assolutamente fondamentale, cioè il mantenimento nel tempo dei denti. Giustamente lei diceva prima non è semplice, nel senso che anche io stesso, come diceva lei, potrei avere delle difficoltà. Ecco, com'è che andrebbero mantenuti poi queste cose che, come giustamente abbiamo già detto, è una cosa artificiale nel nostro corpo? Quando ho fatto i corsi sul mantenimento di queste protesi, di queste simulazioni a Lisbona, da dottor Malò, possiamo dirlo, è uno degli inventori delle tecniche, dei protocolli che oggi vengono largamente utilizzati a livello internazionale per rimettere questi denti fissi. Il giorno prima c'era un corso sul come mettere gli impianti e c'erano 30 dentisti da tutta Europa. 30 colleghi a questo corso di chirurgia. Il giorno dopo il corso di igiene e mantenimento eravamo in due al corso di igiene. Io penso che la parte di mantenimento sia la parte in realtà più importante. L'avere l'assistenza, la guida, i consigli e anche l'istruzione su come vada mantenuta un'auto è molto importante, soprattutto se quella è un'auto sofisticata. Non siamo nel mondo delle auto usa e getta o dei denti usa e getta, specialmente quando hanno un certo costo. Il vero costo che il paziente dovrà sostenere è l'impegno a mantenere quotidianamente queste simulazioni, queste protesi, ancora di più se poi sono avvitate che non si possono togliere dalla bocca, in condizioni ottimali. Per questo serve una scuola che noi eseguiamo su ogni paziente che viene da noi in Romania e Moldavia. C'è una persona che si occupa di mostrare come vanno mantenuti con dei modellini, assicurarsi che il paziente abbia capito. Ci sono dei video, delle registrazioni, e c'è anche un'area a disposizione online dei pazienti che istruisce e scolarizza su come vanno mantenuti, con ore che fanno vedere, ore di filmati, come vanno utilizzati tutti i vari strumenti, perché queste sono protesi che non sono da igienizzare come i denti naturali, perché hanno delle forme diverse e sono fatti di materiali diversi. Non bisogna usare dentifrici abrasivi che opacizzano e raschiano queste protesi. Bisogna usare piuttosto dei disinfettanti, dei colluttori, un po' come lavare poi i piatti. C'è l'igiene chimica, il detersivo, l'igiene meccanica, la spugnetta, quindi olio di gomito. Se tu usi solo il detersivo, non usi la spugnetta, c'hai i piatti disinfettati ma incrostati, o viceversa, se usi la spugnetta e non il detersivo, hai i piatti puliti ma che sono unti, diciamo, non sono disinfettati. Serve adottare tutti gli strumenti in concerto e serve un paziente che sia motivato. Il miglior modo che abbiamo di motivare i pazienti è traumatizzarli, fargli vedere lavori rotti, denti falliti di pazienti che non avevano una igiene corretta. Quando il paziente vede queste fotografie si traumatizza e capisce, caspita, devo utilizzare gli strumenti tutti i giorni. Ecco, una curiosità volevo chiederla, ma anche forse una curiosità personale. Prima parlavamo delle nuove tecniche, si stanno affacciando anche le nuove tecnologie e mi riferisco fondamentalmente, abbiamo parlato di stampa 3D, ma per esempio l'intelligenza artificiale. Voi cominciate a utilizzarla anche per quanto riguarda soprattutto la progettazione? Noi diciamo che siamo tra dei centri a livello internazionale che sono pionieri in questo tipo di tecnologia.
e che stiamo adottando sempre di più questa tecnologia perché ci permette di accorciare ancora di più i tempi delle riabilitazioni. Voi immaginate se dovessi, facciamo ormai sempre l'esempio di un paziente che ha perduto le gambe e io devo creare delle gambe bioniche che si muovono e quindi non sono delle stampelle, si muovono, si articolano. Se io non ho un riferimento di partenza, metto nelle gambe dei movimenti che magari non sono in sintonia con la postura del paziente. Il paziente camminando con queste gambe robotiche sembrerà un po' strano, no? Un po' tipo Robocop, quel film di tanti anni fa. Si vedeva che erano dei robot che avevano dei movimenti innaturali o che gli creano anche dei problemi. Oggi abbiamo la possibilità invece di registrare i movimenti del paziente. Prima ancora di ricostruire la dentatura, registriamo i movimenti della bocca, gli si dà un chewing gum. Questi registratori di movimenti vanno a dire a un software, a un computer, come il paziente muove la dentatura, quando mastica, quando sbadiglia, quando muove la dentatura da un lato all'altro. Con un click il software con un'intelligenza artificiale elabora questi dati e crea le forme dei denti di modo che siano coerenti con i movimenti del paziente. Questa è magia. Un tempo avremmo dovuto passare ore a limare, a ritoccare, a spostare. Qua il paziente c'ha la bocca storta alla fine. Abbiamo passato 7 giorni, non abbiamo risolto nulla. Invece qua con un click si fa un lavoro di riabilitazione che durerebbe settimane in un'ora. Noi in un'ora siamo col designer che con un click ridà le forme perfette dei denti che sono su misura sulla movimentazione e postura neuromuscolare del paziente. A mano non riusciremo a fare tutto questo. Sì, potremmo fare dei denti belli da vedere, ma che poi si incastrano oppure sbattono in maniera scorretta e si rompono anche, oppure creano dolori e mal di testa al paziente. Ecco, siamo in chiusura di trasmissione, però una domanda a questo punto devo assolutamente fargliela. Possiamo dare qualche consiglio concreto ai nostri telespettatori che ci stanno guardando? Il consiglio è quello di studiare e informarsi su quello che è il percorso reale da fare e cercare l'eccellenza. Non fermatevi al primo specialista che sta vicino a casa perché delle volte la comodità potrebbe costarvi molto cara. Cercate lo specialista che sappia risolvere il vostro caso. Un buon modo per selezionare un buon specialista, io consiglio sempre ai miei pazienti, è chiedeteli di portarvi nella sua libreria personale e che vi mostri centinaia, migliaia di casi che ha già risolto fotograficamente, le TAC, gli esami diagnostici, vi faccia vedere casi reali, concreti, perché un conto è dire noi possiamo risolvere il tuo caso a parole, un conto è mostrare casi, migliaia di casi in quantità che già abbiamo risolto, ma questo in tutti i settori, non solo a livello medico. Cercate persone concrete che abbiano una buona reputazione, delle buone recensioni e anche di quantità. Soprattutto quantità, perché se uno ha 10.000 recensioni, 1.000 recensioni, ci vogliono anni per cumulare quelle recensioni. Le recensioni possono sempre essere modificate. Significa che se qualcosa viene fatto male da quel professionista, dopo un anno quella recensione un utente la può cambiare in negativa, in 1 stella invece che 5 stelle. Averne tante buone significa che quel professionista lavora da tanti anni, ma lo fa bene, perché nessuno ha cambiato le recensioni. Recensioni e fatti, fatevi mostrare i portfoli realizzati, concreti. Io una volta andai dal chirurgo plastico, ho il naso un po' storto, mi piace il naso storto, la natura è imperfezione, alla fine mi sono accettato, meno male che non mi operai, però gli chiesi, ma hai dei casi che hai fatto da mostrarmi? Non aveva nessun caso da mostrarmi. Per questo ho rifiutato. Assolutamente vero. Benissimo, io dottor Palmas la ringrazio perché anche questa sera insomma abbiamo continuato questo viaggio bellissimo perché tra l'altro voglio dire in una cosa banale che sembrano i nostri denti ma poi abbiamo visto che c'è tanto studio, tanta tecnologia ma soprattutto come amiamo poi dire, come ama giustamente dire lei, iperspecializzazione che è la cosa assolutamente più importante da segnalare.
Io come sempre vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Sei in Salute. Vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web, il sito web della nostra trasmissione www.informatv.it e il sito web di informazione medico-scientifica che è www.tecnomedicina.it. Ringrazio Andrea Regia, ringrazio RBM Group, ringrazio come sempre l'emittente e come sempre in chiusura di trasmissione auguro a tutti buona salute.